racconto di un settantenne di Marghera travolto da un furgone mentre era in sella alla sua bicicletta. L'autista non si è fermato, denuncia: sono salvo per miracolo. Un marinaio tunisino è scivolato e caduto in mare dal peschereccio, soccorso e trasportato in ospedale, è in gravi condizioni. Dopo la messa in sicurezza ora faremo partire i lavori di restauro delle 3 palazzine di via Prabello, lo annuncia il presidente di Atera all'indomani del crollo del cornicione. La Regione ha stanziato 3 milioni per efficientare l'andamento degli uffici nel settore giustizia, il progetto presentato dal governatore Zaia e dalla Presidente della Corte d'Appello. È arrivato a Venezia il colonnello De Lucchi, nuovo comandante dei Carabinieri. Conosco l'emergenza droga a Mestre, me ne occuperò. Nonno vandalo a Milano, incastrato dalle telecamere mentre sfregia l'auto del rivale con cui da tempo aveva un acceso diverbio per un parcheggio mai digerito. Mike Vili, il turista derubato lo scorso anno a Venezia, ha deciso di tornare in laguna. Oggi l'incontro con la vice sindaco Luciana Colle. Buonasera, ben ritrovati in diretta con l'informazione di Antenna 3, edizione veneziana dei nostri telegiornali. Partiamo dalla vicenda e dalla testimonianza del pensionato settantenne di Marghera travolto da un furgone mentre era in sella alla sua bicicletta. Denuncia l'autista: non si è fermato a prestarmi soccorso, sono salvo per miracolo. Il camioncino che mi ha sorpassato, ho sentito uno striscio e mi ha buttato dentro un fosso, dove sono rimasto per un quarto d'ora a gridare, a dire perché non passa nessuno. Ecco, finché una signora di una sensibilità unica si è fermata e mi ha detto: ma cosa è successo? Chiamo qualcuno che mi dia una mano, perché ero tutto sotto la bicicletta e non riuscivo a muovermi. Vivo per miracolo è ancora sotto shock Renzo Di Francesco, pensionato settantenne di Marghera, travolto nei giorni scorsi da un furgone pirata mentre era in sella alla sua bici lungo la vicina Villa Bona, dove ci accompagna sempre inforcando la bicicletta, tutta sgangherata dopo l'incidente. Dove è successo il fatto, Renzo? Qui dentro, qui. Cioè lei è stato sbattuto qua dentro? Sì, mi ha buttato qua dentro. Effettivamente vediamo come una macchina anche di piccola cilindrata faccia fatica a passare. Vedi. Noi siamo... No, veramente io sono rimasto un quarto d'ora a gridare aiuto da lì perché non passava nessuno. Testimone dei postumi dell'accaduto questo residente che ha visto il malcapitato riverso sul fossato con la bicicletta addosso, incapace di muoversi ma in grado di urlare e chiedere aiuto. No, il signore è stato fortunato perché se invece di prendere l'angolo senza palo prendeva il palo non saremmo stati qua a parlarne. No, assolutamente. Però non so se io non ho visto la dinamica, diciamo. No. L'ha soccorso L'ho soccorso perché aveva la bici qua. Renzo Di Francesco, volto e nome molto conosciuto in terraferma, già collaboratore amico di tante celebrities, da Patti Prava, da Amanda Lear, passando per le orme fino a Rodigino, Sergio Ricci, nonostante la drammatica disavventura e i suoi postumi, assolve l'automobilista alla guida del camioncino e così spiega il perché. Ma non se n'è accorto, perché visto considerato che la guida è sulla sinistra, si vede che altrimenti si avrebbe pensato. Penso se si sarebbe fermato, diceva che ce l'auguriamo, non lo sappiamo. Parliamo di gente onesta, no? Ripresosi dai danni fisici, ringrazia la sorte e anche la cara mamma estinta che, ne è convinto, lo protegge da lassù. Miracolo, perché se io batto la testa lì, ciao. Ecco. Vi ricordo i nostri numeri e i nostri contatti per lo spazio dedicato proprio a voi, lo dico ad Antenna, a cui potete segnalare, come in questi casi, episodi anche gravi, denunce, disagi di servizi. Interverremo, chiamateci e contattateci allora via SMS e WhatsApp 351 17 55 340, email redazione @antenna3.it, telefono in segreteria 0422 02 30 898.
Un marinaio tunisino in servizio su un motopeschereccio è scivolato e caduto in mare la scorsa notte, 25 miglia al largo della costa di Chioggia, ed è stato soccorso e trasportato in ospedale dalla Guardia Costiera. La segnalazione è arrivata alla sala operativa della Capitaneria di Porto di Venezia dal motopeschereccio Vichingo, che ha richiesto assistenza medica per l'incidente. La macchina dei soccorsi ha allertato la motovedetta di Chioggia, che con a bordo il personale del suo M118 si è diretto nel punto in cui il peschereccio si era arrestato. Sul posto il personale medico ha diagnosticato al marinaio un presunto trauma toracico. Con l'ausilio degli uomini della Guardia Costiera è stato poi trasbordato sulla motovedetta SAR, condotto a terra e successivamente trasportato al pronto soccorso, dove si trova ora in prognosi riservata. Torniamo ora in via Prabello, perché quello del crollo del cornicione avvenuto ieri non pare essere l'unico problema, raccontano i residenti. All'indomani del crollo di un pezzo di cornicione nella palazzina Ater di via Prabello a Favero Veneto, i residenti sono sempre più allarmati, non solo per la fatiscenza degli edifici, per l'acqua che penetra dal tetto quando piove e la muffa che invade le pareti, ma anche per come troppo spesso determinati interventi vengano eseguiti superficialmente. Sono venuti a cambiare delle caldaie e cambiando le caldaie cosa hanno fatto? Hanno fatto gli fori a norma, però come possiamo vedere i tubi vanno fuori dal palazzo e vanno sui balconi degli altri appartamenti delle altre persone, e i fumi, quando la caldaia è attiva, i fumi vanno dentro all'appartamento delle persone. In questo caso specifico anche dentro l'appartamento di una signora da poco trapiantata, che dovrebbe vivere in un luogo asciutto il più assettico possibile. E dovrebbe vivere adeguatamente come una persona, non come animali, però entrano i fumi. E entrano i fumi. Noi come vediamo qua, poi l'Ater cosa ha detto? Ha chiesto all'inquilino del secondo piano di poter tagliare la siepe loro per far passare il camion con la cesta, quando dovrebbe farlo l'Ater questo lavoro, non i condomini che devono fare i lavori per l'Ater per agevolargli i lavori, sono loro che devono venire a fare i lavori. No a chiedere a un condomino di venire a tagliare una siepe e poi sono mesi e mesi che non stanno neanche ancora venendo a fare i lavori, perché anche un mese fa il titolare dell'impresa che deve venire a fare questi lavori di modifica ha detto veniamo la prossima settimana, abbiamo in lista lei. Dopo una settimana, sono passate 2 settimane, 3 settimane, 4 settimane e ancora nessuno si deve vedere qua. Io non so cosa bisogna fare per far venire qua l'Ater a fare i lavori, per far vivere la gente come si deve, non come bestie. Non è giusto far vivere la gente come bestie, non è giusto. Siamo umani, non siamo bestie. E dunque un quadro di fronte al quale il presidente dell'Ater ha annunciato proprio un intervento immediato di ristrutturazione. Purtroppo abbiamo un patrimonio residenziale molto datato, gran parte dei 12.000 alloggi che gestisce l'Ater di Venezia sono alloggi che sono stati costruiti decenni fa, in alcuni casi come nel caso di Montebrebello negli anni 60, con gravi problemi manutentivi legati alla qualità discutibile, diciamo, dei materiali di costruzione che erano stati utilizzati in quei tempi. In questo momento noi abbiamo impiegato intanto immediatamente le risorse per mettere in sicurezza non solo quell'edificio ma tutti e 3 gli edifici di via Monteprebello. Messa in sicurezza. Dopo l'intervento immediato dei vigili del fuoco in via Prabello per il crollo di un pezzo di cornicione, la palla è passata ad Ater che ha agito prontamente. Ma non è sufficiente, come i residenti denunciano ormai da tempo. Per questo il presidente Speranzon, che da quando ha assunto l'incarico si è ritrovato ad affrontare una situazione a dir poco esasperata, ha messo in campo un'azione d'emergenza. Approveremo giovedì in Consiglio d'amministrazione uno stanziamento straordinario che possa permettere nel giro di un anno di fare una forte riqualificazione e messa in sicurezza di tutti quegli edifici. Insomma, si prevede una spesa complessiva di 3 milioni di euro per via Monteprebello nel giro di un anno e mezzo da adesso. Un intervento radicale che possa ridare piena agibilità a quegli edifici.
La Regione, cambiamo pagina, ha stanziato 3 milioni di euro per efficientare l'andamento degli uffici operanti nel settore della giustizia in Veneto. Il progetto, presentato dal governatore Zaia e dalla Presidente della Corte d'Appello. Dimezzamento dei procedimenti pendenti nel giro di un anno, tempi di definizione del contenzioso ridotti di 3 anni, avvio sperimentale del processo informatizzato per alcuni enti pubblici. Sono i primi risultati del progetto di riorganizzazione del sistema della giustizia veneta. Siamo riusciti a ridurre le pendenze di carattere patologico, cioè quelle di durata ultrabiennale, e siamo riusciti a fronteggiare, diciamo così, il numero delle pendenze, cioè il numero delle pendenze finali però è sostanzialmente identico a quello del precedente anno. Il magazzino però si è ringiovanito. Un piano di miglioramento dell'efficienza e della qualità sostenuto e finanziato dalla Regione con 3 milioni di euro, presentato a Palazzo Balbi. Ci sono due aspetti da sottolineare. La prima è che questo stanziamento del Fondo Sociale Europeo apre il percorso anche per le altre regioni, perché noi il nostro focus è sulla giustizia civile. Il secondo è il grande lavoro strepitoso che ha fatto la Presidente Marini, che è riuscita a affrontare dei temi che magari spesso non si affrontano, no? Che nonostante la mancanza di organico, l'aver saputo organizzare e evadere un sacco di pratiche che erano lì in sospeso, che comunque ci portavano inevitabilmente alla prescrizione e alla paralisi del Tribunale. Di questi 3 milioni, 1,8 milioni sono già stati investiti. Coinvolgono 15 uffici giudiziari, 700 dipendenti del personale, tra i quali 85 magistrati. È un progetto innovativo, è ai suoi primi passi, però già i risultati si vedono. Il grande lavoro che ha fatto la Corte d'Appello con la Presidente Marini e oggi viene presentato col tema del bilancio sociale, ma non solo, visto che considerato che la Presidente Marini oggi ha annunciato anche delle grandi novità sotto il profilo dell'aver sgravato di pratiche la Corte d'Appello. Aveva appena finito di scontare una pena in carcere per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale e da lì sarebbe dovuto andare al CPR di Roma per il rimpatrio nel paese d'origine, la Tunisia, ma sabato scorso un trentenne pluripregiudicato, noto spacciatore nell'area di Mestre e Marghera, prima di essere arrestato nel gennaio del 2018, uscito dal penitenziario si è subito comportato in modo violento, ha danneggiato la volante che avrebbe dovuto condurlo a Roma, frantumando a calci il finestrino posteriore per poi scagliarsi contro gli agenti che hanno cercato di calmarlo, ma sono rimasti feriti con prognosi di 7 e 10 giorni. Il trentenne è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e danneggiamento. Al termine della direttissima il giudice lo ha condannato a 1 anno e 2 mesi di reclusione e così il pusher è stato riportato subito in carcere. È arrivato a Venezia il colonnello Mosè De Lucchi, nuovo comandante dei Carabinieri, oggi la presentazione alla stampa nella caserma del comando di via Miranese a Mestre. È il nuovo comandante provinciale dei Carabinieri di Venezia, già comandante delle compagnie di Bolzano e Tempio Pausania, approda a Venezia direttamente dal comando del 10° Reggimento Campania, originario di Asolo, per lui una sorta di ritorno a casa. Un ritorno in Veneto dopo 30 anni è una cosa che mi onora tantissimo, effettivamente. Raccogliendo il testimone dal colonnello Claudio Lunardo, trasferito a Roma al comando generale, conosce bene, dice, anche se non in prima persona ovviamente, le problematiche di Mestre, con la delinquenza e la criminalità, in particolar modo legata allo spaccio, con l'emergenza droga e il numero altissimo di morti per overdose dalla cosiddetta eroina gialla. Sì, ho saputo di questa problematica che affligge la società e la città in particolar modo. Cercheremo ovviamente, l'azione di contrasto è permanente. Tra i suoi ultimi incarichi i 3 anni trascorsi dal 2014 al 2017 da Abu Dhabi negli Emirati Arabi come diplomatico presso l'ambasciata, la sua promessa ai veneziani. Ci siamo qui, sempre, come eravamo fino a ieri e continueremo anche domani. Ancora cronaca, bivaccavano ubriachi nella Valle del Missi, in un'area interdetta del Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi. 13 giovani, tutti di nazionalità straniera, prevalentemente dell'est Europa e residenti nel veneziano, sono stati denunciati dai carabinieri. È successo la sera del 31 agosto scorso. Dopo le segnalazioni di cittadini, i carabinieri hanno individuato il gruppo di persone in preda ai fumi dell'alcol, intenti a bivaccare con musica ad alto volume e con fuoco acceso a terra.
terra. Oltre alla denuncia sono scattate sanzioni per 1.670 euro. Infine è stato proposto al questore un foglio di via dal comune di Sospirolo per la durata di 3 anni. Ora ci fermiamo per qualche istante, ma ritorneremo con altre notizie e altre storie tra pochissimo. Professionale. Eccoci di nuovo in diretta, edizione veneziana dei telegiornali di Antenna 3. Ripartiamo dalla storia del nonno vandalo a Mirano, incastrato dalle telecamere di sorveglianza. Nelle immagini immortalato mentre sfregiava ripetutamente l'auto del rivale con cui da tempo aveva un acceso diverbio per un parcheggio mal digerito. Sentiamo. Quell'episodio del parcheggio auto che a suo dire gli era stato sottratto dal vicino di casa senza ragione era rimasto impresso nella sua memoria da tempo oramai immemore. Doveva vendicarsi e riscattare quello stallo, una punizione senza nome ma che ogni volta lasciava il segno, anzi i segni, quelle righe inferte con un punteruolo sulla fiancata sinistra dell'auto del quasi vicino di casa. L'episodio a Mirano, nel centralissimo parcheggio di via Villafranca. Il teppista, un nonno, un 72enne del posto, oramai avvelenato contro il suo rivale, un professionista 55enne che, stanco dei continui nonché costosi episodi di vandalismo, decide di sporgere denuncia contro ignoti. Saranno proprio le telecamere a incastrare il nonno vandalo, ora denunciato in stato di libertà per danneggiamento aggravato. Dovrà anche pagare il salato conto della carrozzeria. Domani scuole al via anche nel veneziano, ce lo ricorda anche il web, siamo sul sito di Venezia Today, perché aumentano gli iscritti nei nidi e nelle scuole dell'infanzia comunali di Venezia, con dati che sono in controtendenza evidentemente con il calo demografico, 20 in più nei nidi, 13 nelle materne, un dato naturalmente ritenuto positivo. In corso di svolgimento un concorso per 28 educatori e sempre dal sito vediamo che c'è stata anche manutenzione in 40 scuole veneziane, tutti i lavori eseguiti durante l'estate, tetti, palestre, bagni, ridipinture e controlli sismici. In tutto tra Venezia e terraferma sono stati investiti quasi 7 milioni di euro e dunque domani gli alunni, gli studenti che ritorneranno in classe troveranno anche scuole messe, se non a nuovo, quantomeno in sicurezza. Cambiamo pagina, consegnato questa mattina a Padova il premio giornalistico dell'Eo Fund, tra i premiati anche il nostro collega Filippo Fois. Raccontare attraverso i nostri telegiornali e le nostre trasmissioni la crisi che ha attraversato il Veneto negli ultimi anni ha comportato doverne raccontare anche i risvolti più tragici. Filippo Fois, nostro collega giornalista del gruppo Media Nord-Est, ha vinto la prima edizione del Deleo Fund Media Award nella sezione televisioni e radio per un servizio andato in onda nei nostri telegiornali il 9 marzo scorso, che raccontava il gesto estremo di un imprenditore nella sua ditta di Vigonza. Il premio ha l'obiettivo di promuovere una comunicazione sul fenomeno del suicidio competente e approfondita. Ho trovato io e gli altri giurati questo servizio particolarmente accurato e sensibile e quindi l'abbiamo scelto come una possibile fonte di imitazione per i suoi colleghi. La Deleo Fund Onlus si occupa di prevenzione del suicidio e lutto traumatico, offrendo il supporto gratuito di medici, psicologi e volontari, in un campo in cui riveste enorme importanza anche la comunicazione dei media. Il premio giornalistico è un'iniziativa, d'accordo con l'Ordine Nazionale dei Giornalisti, per cercare di rendere i reportage sul suicidio un'occasione di informazione positiva, cioè io ho un problema e lo posso superare, e non solo l'informazione magari semplificata e affrettata di cronaca che porta poi a un
imitazione, spesso a trovare una giustificazione nel comportamento emulato da altri che si sono trovati in difficoltà nella loro vita, quindi potenzialmente un messaggio pericoloso. Diego De Leo, professore emerito di psichiatria, ha fondato la Onlus assieme alla moglie Cristina dopo la morte dei 2 figli in un incidente stradale. I riconoscimenti andati oltre a Media Nord-Est per la televisione anche a 2 testate nazionali nella sezione carta stampata e web sono stati consegnati al termine di un convegno sul futuro della prevenzione del suicidio e nuove tecnologie. Che come tutti i colleghi abbiamo trattato sempre con molta sensibilità, cercando di capire quali ragioni avevano spinto a dei gesti così drammatici. Ringrazio soprattutto di questo anche il nostro direttore e i nostri editori che da questo punto di vista ci hanno sempre spronato ad avere molta sensibilità su questo argomento. Ancora cronaca con un 36enne originario di Jesolo che ha scatenato il panico in metro a Milano, travestito da Joker, l'antagonista di Batman, impugnava una pistola a giocattolo, tanto che naturalmente nella metro è scoppiata appunto la paura, il panico. Si tratta di un episodio successo ieri sera alle 19:40 e naturalmente sono intervenute le forze dell'ordine, gli agenti del Volanti che arrivati alla fermata naturalmente hanno verificato quello che stava succedendo denunciando il soggetto, ripeto un 36enne di Jesolo, per procurato allarme. È tornato invece a Venezia, accolto da star, ospite della città dove la sua vacanza si era trasformata in un incubo. Stiamo parlando di Michael Willey, il turista statunitense che l'anno scorso era stato derubato e che poi aveva perdonato il suo scippatore in una lettera a lui rivolta. Oggi è stato accolto a Ca' Farsetti dalla vice sindaco Luciana Colle invece del sindaco Brugnaro, che all'epoca aveva offerto a Willey la possibilità di tornare a Venezia a dimostrazione di come la città sia in realtà accogliente e aperta. Il turista temeva che quello della passata stagione potesse essere il suo ultimo viaggio nel capoluogo lagunare, vista la patologia di cui soffre, ma fortunatamente così non è stato e dunque oggi lo statunitense ha ricevuto in regalo un pass per visitare i musei civici e la possibilità di assistere a uno spettacolo alla Fenice. Ci sarà il governatore del Veneto Luca Zaia questa sera in studio a 20:10, ospite del nostro Ferdinando Avarino, tanti i temi di grande attualità sul tavolo. È tutto per questa sera, io vi ringrazio per essere stati con noi e vi lascio alle previsioni del tempo per domani. Una buona serata, arrivederci. Bentrovati al meteo. Si mantiene buono il tempo sul nostro territorio, quella di mercoledì 11 settembre sarà una giornata caratterizzata dal sole. La situazione nel dettaglio. Sul Veneto avremo un ampio soleggiamento su tutti i settori, il cielo si presenterà sereno o al massimo velato, specie sui rilievi, vedete, ma senza ulteriori conseguenze. Temperature minime tra 10 e 18 gradi, massime comprese invece tra i 24 e i 26 gradi circa. Situazione sostanzialmente identica sul Friuli Venezia Giulia, con tanto sole su tutte le province, il cielo vedete sarà sereno e sgombro da nubi ovunque, non sono attese piogge particolarmente degne di nota. Temperature minime tra i 12 e i 19 gradi, le massime invece si attesteranno intorno ai 26 gradi circa. Ci spostiamo infine sul Trentino Alto Adige dove sarà soleggiato, qualche addensamento solamente sui settori di confine ma senza precipitazioni. Temperature minime tra 11 e 12 gradi, massime sui 28 gradi circa. Bene, dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, vi do appuntamento al prossimo aggiornamento, arrivederci.